La terza giornata di ritorno del girone B vede affrontarsi la quinta contro la sesta, il Giardinetti contro l'Osteamare, ed a trionfare è la compagine di Fratoni 2-0 grazie al gol di Valentini e Metafune. L'Osteamare gioca bene ed ha anche il primo affondo. Felici su calcio di punizione prova a sorprendere Di Salvatore, bravo il numero 1 di casa a dirgli di no. Qualche minuto dopo sbaglia il controllo Tesse, vuole approfittarne Aureli che si invola dalle parti del portiere ma con la punta non riesce ad infilarlo. Alla 12esima avviene il primo dei due episodi in forte dubbio, Aureli interviene così sul giocatore avversario, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Reazione forse troppo eccessiva del direttore di gara. 5 minuti dopo il secondo episodio molto dubbio, Sterlicchio mette dentro, pallone carambola sul braccio di Mangione, l'arbitro concede il calcio di rigore. Dagli 11 metri Valentini sfida Perrotta e vince 1-0 per il Giardinetti. Gli ospiti non si danno per battuti e un minuto dopo dal gol del vantaggio della Giardinetti provano a tornare sul binario giusto con Santinelli, il più ispirato dei suoi, gira bene questo cross di Toci, Di Salvatore si rifugia in out. L'ultima chance dei primi 35 è sempre per l'Osteamare su calcio di punizione, è uno schema, tocca Felici, vela di Nicola, Mangione, destro violento, para ancora Di Salvatore. Nella ripresa è sempre l'Osteamare la squadra più pericolosa. Troiano serve Santinelli che si gira bene e conclude forte, troppo centrale. Al settimo, però, Metafune scaraventa in porta questo bolide incerto per Rotta, 2-0 per i padroni di casa. Reagisce l'Osteamare, calcio di punizione dalla tre quarti, libera la difesa del Giardinetti, prova ad approfittarne Santinelli, conclusione troppo alta. Ancora Osteamare al 23esimo, Toci mette dentro questo corner, libera la difesa ancora una volta del Giardinetti, Di Nicola non ci pensa due volte, scaraventa in porta, pallone troppo alto. Negli ultimi 10 l'Osteamare si arrende, il Giardinetti trionfa.